Bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, visto che appunto questa testata Radio Libertà e questo spazio Liberamente non hanno questi nomi a caso come sfoggio retorico, ma per una ragione di contenuto, è il caso di provare a riepilogare chi sono gli attori in gioco di quello che sta andando in scena in Medio Oriente, dell'ennesimo incendio in quella regione, cioè l'attacco israeliano all'Iran. Cosa è successo? Il nostro Antonino Danna ve l'ha egregiamente spiegato in diretta mentre accadeva, perché oggi non è cronaca, è storia che si fa in diretta. In ogni caso, come ha chiarito un discorso del primo ministro Netanyahu, Israele ha lanciato un attacco per la sopravvivenza, per la sua stessa sopravvivenza, a impianti nucleari, comandi militari e vertici militari dei team di scienziati che stanno lavorando al programma nucleare iraniano, che era a pochi giorni dalla possibilità di dotarsi di 15 armi nucleari. Lo dice anche l'ONU, non esattamente un organo empatico verso Israele, anzi piuttosto empatico verso l'Iran storicamente, perché gli diede anche la presidenza del Forum per i diritti umani. Quindi secondo l'ONU erano a pochi giorni da avere 15 bombe, non solo secondo Israele. Abbiamo colpito al cuore del programma di arricchimento nucleare dell'Iran, ha detto Netanyahu. In questo attacco sono stati anche uccisi il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane, il comandante della Guardia Rivoluzionaria iraniana e un altro importante ufficiale. I 3 alti rappresentanti iraniani sono stati definiti dall'IDF 3 spietati assassini di massa con le mani sporche di sangue internazionale. Il mondo è un posto migliore senza di loro. Ora, questa è la cronaca che però ha come premessa appunto la definizione degli attori in gioco. Gli attori in gioco sono, con estrema sintesi, da un lato l'unica democrazia del Medio Oriente, diciamo un pezzo del nostro mondo in quell'area, che ci piaccia o no, che da quando è nato è circondato di vicini che tendenzialmente vogliono cancellarlo dalla carta geografica. Dall'altro lato c'è la centrale contemporanea del terrore islamista, perché questo è l'Iran degli ayatollah. Il quale è diciamo la mente quantomeno che ha reso possibile da un punto di vista logistico finanziario il pogrom del 7 ottobre, perché Hamas è un dichiarato proxy iraniano, non esisterebbe senza il continuo sostegno finanziario tecnologico iraniano. Ricordiamo che l'Ayatollah Khamenei definì il 7 ottobre un atto di giustizia conforme al diritto internazionale, cioè sgozzare bambini ebrei in quanto ebrei, per fare solo uno degli esempi della galleria degli orrori che andò in scena il 7 ottobre. L'Iran a ruota del 7 ottobre ha scatenato un'altra sua propagine, gli Houthi, per condurre un attacco al commercio mondiale, soprattutto contro l'Occidente. Finanzia, mantiene da anni Hezbollah, che da anni martoria i civili del nord di Israele. Questo è l'Iran. Questa realtà che da ormai lustri esplicita che l'obiettivo di ogni buon, diciamo, credente in Allah è la cancellazione dello Stato ebraico, stava per avere l'atomica. Stava per dotarsi dell'arma atomica. Questo è il quadro, questi sono gli attori in gioco, questa è anche la posta valoriale in gioco da cui non si può prescindere. E allora, per trovare una bussola di senso nella storia tragica che si fa in diretta, dobbiamo appendere ancora una volta la posizione americana. Qual è la posizione americana? Donald Trump ha chiarito che gli Stati Uniti non sono coinvolti direttamente, non partecipano a questo attacco iraniano, ma allo stesso tempo ha sottolineato che gli Stati Uniti sono pronti a difendere se stessi, le numerose basi americane in Medio Oriente,
e Israele in caso di rappresaglia da parte dell'Iran, che sarebbe già partita, perché in questo momento, mentre stiamo parlando, l'esercito israeliano, sicuramente in coordinamento quantomeno tecnico con gli americani, sta già intercettando i numerosi droni già lanciati da Teheran. Quindi, al di là che Trump condivida in toto la politica di Netanyahu, la condivide molto ma non in toto, è pronto a difendere l'America, l'Occidente e Israele in quel quadrante dalla rappresaglia iraniana. E Trump è tutt'altro che un guerrafondaio. Trump è convinto, forse lo è ancora adesso, che sia il deal il format migliore, l'accordo anche con tirannie orrende come quella iraniana, che se avessero un minimo di autoconservazione andrebbero a un accordo. Ma se invece il loro obiettivo è scatenare l'apocalisse islamica e dotarsi delle atomiche per cancellare Israele, questo non potrà mai accadere, ha detto Trump in primis. E allora questo va tenuto come baricentro minimo. Israele attacca per difendere la sua esistenza, qualunque italiano, europeo, occidentale compulsui non può che stare col diritto di Israele ad esistere. Grazie a tutti, rimanete con noi perché approfondiremo ulteriormente anche nella nostra intervista settimanale.